I dolci napoletani evocano sensazioni e sentimenti nella mente di chi li mangia. Gli struffoli ci parlano subito del Natale, chiacchiere e sanguinaccio per noi significa carnevale, la zeppola significa San Giuseppe, ma all'avvicinarsi del periodo pasquale c'è un unico dolce che per noi apre le porte della primavera, apre le porte della settimana santa, sebbene prodotto tutto l'anno, è ancora per noi il tipico dolce pasquale, la pastiera. Come quasi tutti i grandi dolci napoletani, anche la pastiera naturalmente nasce in convento e nasce precisamente nel convento di San Gregorio Armeno, nel cuore del centro storico. Oggi è molto semplice procurarsi gli ingredienti, ma nel 600, nel 700 non doveva essere altrettanto semplice. Per fare una pastiera si muovevano quasi tutti i continenti, perché al grano e alla ricotta italiana bisognava mischiare il cedro che veniva dal Libano, la cannella che veniva dallo Sri Lanka in Asia, la vaniglia che addirittura era messicana, che si sposavano con i colori e gli aromi dei fiori d'arancio della costiera amalfitana. Il tutto coperto da una sottile rete di pasta frolla, che in realtà ha un ruolo funzionale, perché evita che la pastiera in fase di cottura cresca troppo, si disidrati e invece rimane bella, compatta, umida come piace a noi. Ma in realtà questa rete di pasta frolla poi ha generato una serie di leggende, da quelle della Matilde Serao, secondo la quale era la rete dei pescatori sotto la quale le donne offrivano al mare i doni sacrificali, le uova, la ricotta, il grano, e durante la notte il mare rivoltava gli ingredienti e nasce la pastiera napoletana. Secondo una recentissima leggenda, che però adoro, il reticolo di pasta frolla rappresenta in realtà il reticolo delle strade del centro antico di Napoli, il reticolo di cardini e decumani, e quindi segna un legame indissolubile fra la pastiera e il centro antico della città di Napoli. Se domandi a un qualunque napoletano qual è la tua pastiera preferita, immancabilmente la risposta è una sola: a pastiere mamma. E beh certo, perché nel trittico Babà Sfogliatella Pastiera, il trittico della pasticceria napoletana, la pastiera è l'unica che si prepara in casa in tutte le famiglie, ma nessuna pastiera è uguale all'altra, ci sono battaglie epocali sugli ingredienti della pastiera. Grano passato? No, il grano deve essere intero. E allora facciamo così, metà grano passato e metà intero. Il cedro? No, il cedro non ci vuole, per carità, il cedro è indispensabile. Chi la fa troppo alta, chi la fa troppo bassa, chi la fa bagnatissima, chi invece la preferisce appena umida. La pettola sottilissima? No, un po' più spessa. Insomma, battaglie fra Capulete e Montecchi, ma soprattutto la battaglia epocale è quella sull'aggiunta oppure no di crema pasticcera. Là ci sono partiti che si sono creati l'uno contro l'altro. Ma la pastiera è anche un ottimo antidepressivo, mette certamente di buon umore. Si racconta che Maria Cristina di Savoia, la prima moglie di Ferdinando II Borbone, era detta la reginella santa, la regina che non sorride mai. Ebbene, quell'anno a Pasqua il cuoco di corte preparò la pastiera e lei ne assaggiò un pezzettino e sorrise. E allora suo marito, che era un buon tempone, per prendersi gioco di lei disse: meno male, sta mogliera mi si è fatta una risata, però mo per poterla vedere ridere un'altra volta devo aspettare un altro anno.